io approfitterei di questo assestamento per provare a portare dentro questo Consiglio regionale un tema di cui si parla, secondo me, molto poco, ma rispetto al quale forse un po' di valutazioni andrebbero fatte, ed è il tema della scuola pubblica. Scuola pubblica. Siccome abbiamo parlato per mesi, se non per anni, dell'importanza della sanità pubblica, con qualche momento di zoppicante dentro questa regione sulla sanità pubblica, ora vediamo come in questa manovra di assestamento voi trattate la scuola pubblica. Partiamo dalla scuola dell'infanzia, 0-6, bambini, asili nido e scuole materne. Sul fronte delle scuole materne paritarie si conferma essenzialmente il livello ordinario di finanziamento degli anni precedenti, sempre col solito meccanismo peraltro, te ne do un po' all'inizio e ti aggiungo quello che manca a metà anno, 34 milioni di euro. Peccato che nel frattempo ci siano stati un po' di cose che hanno impattato fortemente sull'attività delle scuole dell'infanzia. La prima cosa si chiama costi energetici, cioè l'innalzamento pesante delle necessità per far fronte ai costi energetici delle scuole, di tutte le strutture pubbliche e private, in particolar modo delle scuole paritarie. E poi c'è l'altra enorme questione che si chiama denatalità, che tra i vari effetti diretti che ha c'è anche la caduta libera del numero dei bambini, un numero inferiore di bambini che quindi hanno bisogno del servizio, e le scuole paritarie private, che a differenza di quelle pubbliche stanno aperte a prescindere, se non hanno un numero di bambini sufficiente per rendere economica la gestione, chiudono. Ed è un fenomeno che sta avvenendo da diversi anni nei nostri territori, non so se ve ne siete accorti. Nella provincia di Padova, solo quest'anno, guardo il capogruppo Soranzo, sono 5 le scuole paritarie che hanno chiuso, asili e scuole materne nei quartieri della città di Padova, non di Vo, della città di Padova. Immaginate l'impatto di una scuola materna paritaria che chiude non in centro a Padova, ma in provincia di Belluno, in provincia di Rovigo, in Bassa Padovana, nell'altopiano di Asiago. Allora io vi chiedo, siccome mi avete spiegato che il Veneto è virtuoso perché in tutti questi anni abbiamo delegato al privato sociale la funzione fondamentale di garanzia dei servizi all'infanzia, e che siamo virtuosi perché questo meccanismo è costato meno, verissimo, vi informo, vi do questa notizia, che non basta delegare ad altri una funzione che dovremmo garantire noi come Stato. Bisognerebbe, una volta che quella funzione si è delegata, essere capaci di sostenere quel tipo di iniziativa se davvero la si ritiene strategica. E allora, se si fa la scelta di delegare, bisognerebbe anche capire di cosa ha bisogno quel comparto per affrontare alcune delle sfide, ho parlato dei costi energetici, della denatalità, che stanno dentro lo sviluppo della società. E io penso che se noi andiamo a fare questo tipo di analisi, ci accorgeremo che i 34 milioni che da N anni dedichiamo a questo comparto non sono più sufficienti e che forse servono risorse in più, destinate in maniera diversa. Ma fare un copia e incolla da un anno all'altro senza un'analisi dei bisogni, una valutazione delle necessità, una distinzione, per esempio, territoriale degli impatti delle cose di cui abbiamo parlato, rende sostanzialmente la delega che abbiamo fatto, per esempio, sulle scuole dell'infanzia, priva di quella struttura che servirebbe per renderla efficace. E invece niente, anche quest'anno il medesimo stanziamento. Ma pensate, addirittura, forse ancora più grave, l'atteggiamento che questa regione ha rispetto agli asili nido 0-3 pubblici, scuola pubblica, servizi all'infanzia pubblici. Non esiste, dove diciamo rispetto alle scuole materne effettivamente può esserci in alcuni territori un problema legato al presidio territoriale dell'offerta pubblica,
Certo non c'è per gli asili nido, perché non c'è comune dove non ci sia l'asilo nido pubblico 03. Il problema degli asili nido pubblici è il costo, assessore Calzavara, anche se sono pubblici. E quanto incide il costo dell'asilo nido nelle famiglie del Veneto? E quanto mette la Regione per aiutare le famiglie più fragili in difficoltà con un livello di reddito medio-basso per affrontare la spesa della retta dell'asilo nido? Perché se non ce li mette lei, i soldi ce li devono mettere i comuni. Allora i comuni grossi hanno la possibilità, il comune piccolo meno. E quindi questa è una delle classiche politiche la cui assenza aggrava le diseguaglianze tra le persone e tra i territori. Ma vi sembra davvero normale che la Regione del Veneto non metta un euro per abbassare le rette per gli asili nido pubblici? Che la Lanzarini in commissione mi ha spiegato che in Veneto versano 5 milioni di euro. Come al solito la Lanzarini si è dimenticata di dirci che sono 5 milioni che ci dà lo Stato. Che ci dà lo Stato. Che aiutano le famiglie meno abbienti a ridurre l'impatto della retta degli asili nido. E la Regione del Veneto mette zero. Zero. Poi venitemi a spiegare che avete intenzione di intervenire contro la denatalità, contro il calo demografico, per sostenere la famiglia. Ma se mettete 0 lire per aiutare le famiglie ad affrontare i 400-500 euro al mese che costa la retta mensile di un asilo nido pubblico in questa regione, non siete credibili. Mi dispiace. Ma la cosa ancora peggiore è se uno non solo guarda dove non li mettete, ma guarda dove li mettete. Sapete dove li mettete tanti soldi? Sulle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, paritarie, private. Per usare, come si diceva ai miei tempi, adesso sono anziana, medie e superiori, private, a cui date 7 milioni all'anno. E 0 alla scuola pubblica. Perché non solo 0 ai nidi, ma 0 alla scuola pubblica dell'infanzia, ma anche primaria e secondaria, perché le uniche risorse che ci sono in questa regione per le famiglie in difficoltà che mandano i figli alle elementari, alle medie e alle superiori pubbliche sono 2,2 milioni che mette lo Stato per trasporti, borse di studio, libri di testo, attività integrative. Cioè io, che ho un figlio che deve andare alla scuola pubblica, solo se ho un ISEE inferiore ai 15.000 euro e se sto dentro le risorse che stanzia solo lo Stato, ho un contributo. Se invece mando mio figlio alla scuola privata, alle superiori, alle medie, no alla materna, ho un sacco di soldi. Intanto ho contributi anche se il mio ISEE arriva a 40.000 euro. Mi pagate mi rimborsate la retta. Cioè se la mando alla scuola pubblica la retta che non c'è, la mando alla privata e me la pagate voi. 7 milioni per le private secondarie in questa regione, 0 per la scuola pubblica. Ora questa non è una valutazione, li metto di qua piuttosto che di là, questa è una scelta politica che ci porta ad essere una regione in cui la scuola pubblica cade a pezzi, altro che autonomia, vogliamo la delega della scuola. Se fate così. E la scuola privata è iperfinanziata. Tra l'altro, questo mi riservo di, come dire, chiedere opinione alla Corte dei Conti sul punto. Voi finanziate con 6 milioni di euro il buono scuola. Cioè, il buono che le famiglie che hanno dei figli che vogliono andare alla scuola paritaria possono chiedere alla Regione del Veneto. Poi però, per quella stessa linea di spesa, ci aggiungete 1 milione. Che non risulta nel bilancio di previsione o nel rendiconto, dove risultano i 6 milioni che voi ci dite, perché prendete 1 milione di euro che l'assessore Donazzan avrebbe in disponibilità per l'inserimento lavorativo dei disabili, tra l'altro risorse nazionali, che finanziano una legge regionale per l'inserimento lavorativo dei disabili,
900 e rotti mila euro e li usate e li girate in maniera molto discutibile per finanziare ancora di più il bonus scuola, perché 6 milioni non vi bastano. E allora li andate a togliere da risorse che servivano per l'inserimento lavorativo dei disabili, perché bisogna finanziare le scuole medie, superiori, private, mentre la scuola pubblica muore in questa regione.